Una serena domenica a tutti voi amici ed amiche di Network Azzurra e naturalmente Meteo Brollo. Facile o difficile sembra essere la previsione in queste giornate di metà febbraio, proprio perché questa grossa bolla anticiclonica che dal sud dell'Algeria spira verso il comparto baltico, aria calda di matrice appunto subsahariana e che quindi rende il tempo atmosferico in buona parte dell'Europa stabile, soleggiato e con temperature che si vanno attestando in alcune zone anche di 13-14 gradi sopra le medie. Quindi ahimè un riscaldamento veramente eccessivo e fuori norma visto il periodo di febbraio, ma tant'è. Quindi una situazione che molto probabilmente ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana, se non per tutto il mese di febbraio, a parte qualche sbavatura durante questo periodo, appunto perché verrà lambito nella parte occidentale dalle correnti atlantiche lentamente cercheranno di insinuarsi per entrare appunto nel Mediterraneo. Ma sarà cosa, veramente ben poca cosa quello che succederà, a parte quindi il fenomeno delle nebbie che grazie agli stagni umidità nei bassi strati verrà favorita specie da questa notte in poi. Nebbia che potrebbe diventare anche persistente in alcune zone del Rodigino e probabilmente anche della costa veneziana andando avanti con le giornate. Un'altra cosa mi preme dire, ovviamente questo tipo di tempo di stagnazione atmosferica crea e porta con sé anche un ristagno degli inquinanti del PM10 che si andranno ad aumentare specie nei grossi centri urbani, limitando appunto la qualità dell'aria che andremo a respirare. Una situazione quindi che non vede una fine almeno nelle prossime 2 settimane, ma resta comunque in ballo ancora una discesa di aria fredda dal comparto balcanico tra il 22 e il 24, ma i modelli sono ancora molto restii a darla come previsione. Quindi intanto vi posso dire che sarà ancora una domenica tutto sommato abbastanza soleggiata, a parte ovviamente le nebbie che potranno far capolino anche già da questa sera a questa notte in alcune zone della bassa pianura. Nulla più, temperature che rimarranno tra i 0 e 4 gradi di notte e tra i 12 e 14 gradi di giorno. Attenzione per chi va in montagna perché lo zero termico si proporrà tra i 3000 metri in su, quindi attenzione ai fuoripista e naturalmente alle valanghe che potrebbero crearsi. Per il resto vi auguro di nuovo una buona domenica e ci sentiamo domani.